Benvenuti al TG di Gussago News. Oggi è venerdì 19 giugno e anche questa settimana vi portiamo nel cuore della nostra comunità. Scopriremo insieme gli aggiornamenti più importanti del nostro territorio. Vi ricordo che tutti i dettagli delle notizie sono disponibili sul sito gussagonews.it. E se volete sostenere il nostro lavoro, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Partiamo con le notizie. Lunedì 22 giugno. A partire dalle ore 20:30, il tratto stradale di via Fontana compreso tra l'intersezione con vicolo Molino Vecchio e il dosso di via San Vincenzo, nella frazione di Navezze a Gussago, rimarrà chiuso al transito per consentire lo svolgimento di urgenti lavori di asfaltatura. Il nostro territorio si arricchisce di nuove storie di successo. Hervé Melada, giovane atleta di Gussago, si è distinto nella Coppa Italia Under 17 di arrampicata sportiva all'Aquila, chiudendo al 7° posto dopo aver conquistato il primo posto nelle qualifiche. Fino al 28 giugno, l'Oratorio di Ronco ospita la 16ª edizione del Memorial Marzio Maccarana. Un appuntamento atteso che unisce sport e solidarietà con il suo tradizionale torneo notturno di calcio e gli stand gastronomici. Grande festa per i 40 anni del Gussago Rugby. Un traguardo importante, coronato dalla presenza del presidente della Federazione Italiana Rugby Andrea Duodo e dai protagonisti che hanno fatto la storia del club dal 1986. Il gruppo di interesse Scala del Comune di Gussago organizza per martedì 30 giugno una trasferta al Teatro alla Scala di Milano per assistere all'opera lirica Lucia di Lammermoor. L'iniziativa si rivolge agli appassionati di musica e teatro che desiderano prendere parte a un evento di rilievo con la comodità di usufruire di un servizio di trasporto coordinato. C'è tempo fino al 30 giugno per sostenere online la raccolta fondi a favore del progetto Legai la comunità che cura, dedicato alle persone affette da demenza. Un progetto nato all'interno della consulta del volontariato del Comune di Gussago. Passiamo ora a riepilogare gli eventi in programma nei prossimi giorni a Gussago. È in programma fino al 21 giugno la 21ª mostra fotografica collettiva organizzata dai soci del Circolo Fotografico Il Telemetro Fotoclub, con le opere di 8 soci del circolo. Dal 14 giugno al 6 settembre è attiva la rassegna La Pieve si racconta, dopo la messa. 6 incontri presso l'antica pieve di Santa Maria Assunta per approfondire la storia, l'arte e i segreti dell'edificio sacro. Dedichiamo ora un pensiero e un ricordo ai concittadini che ci hanno lasciato negli ultimi giorni. Roberto Faini, Lucia Bina, Giovanni Seramondi, Levi, Agnese De Lorenzi, vedova Meschini, Roberta Uberti in Cancarini. Il nostro racconto della settimana finisce qui. Vi ricordo che tutti i dettagli delle notizie vi aspettano su gussagonews.it. Se questo TG vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se non vi è piaciuto fate finta di niente e iscrivetevi comunque, magari la prossima settimana andrà meglio. Se avete storie da segnalare, eventi o idee per far crescere il nostro telegiornale, scriveteci a info@gussagonews.it, muovendovi con un po' di anticipo. Grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo la prossima settimana per raccontare il territorio, insieme.